Eccoci, buongiorno Taranto, ben svegliati, ben svegliate, buongiorno a chi ci segue in radio sui 96,5 MHz, buongiorno a chi ci segue in TV sul canale 94 Taranto TV, sul DAB, sui nostri siti e sui nostri social. Buongiorno a tutti, oggi è una giornata piena, ieri la presentazione degli eventi del Gioco del Mediterraneo, non solo è stata svelata la mascotte, un sacco di cose, ma non solo, si parla di tante cose. Iniziamo la nostra rassegna stampa. A campeggiare sulle prime pagine di tutti i quotidiani locali è sicuramente la sanità, l'autonomia, governatori contro Lombardia e Veneto, De Caro attacca, la replica, volete le risorse solo al nord, politica infuria, la polemica dopo la decisione di impugnare gli accordi dinanzi alla Corte Costituzionale. Questo è il Corriere del Mezzogiorno, ma ne parla anche la Gazzetta, sempre in prima pagina. Un paese a metà, autonomia, dubbi e rischi per sanità, trasporti e servizi, e il ricorso di De Caro fa infuriare i governatori del nord. Ne parla anche l'edicola del sud, nord contro sud, titola l'autonomia divide, spacca in due l'Italia, e ne parla anche il Nuovo Quotidiano di Puglia, regioni no di Fontana ma De Caro rilancia aree ricche favorite, e scontro sull'autonomia differenziata dopo l'annuncio del presidente della regione Puglia Antonio De Caro di voler presentare ricorso alla Corte Costituzionale contro le preintese sulla riforma. A intervenire ora il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, che ha criticato la scelta del collega pugliese, sostenendo che dietro l'iniziativa ci sarebbe una motivazione politica. La replica: la Costituzione prevede che i diritti e quindi i servizi debbano essere uguali indipendentemente da dove si nasce o da dove si decide di andare a vivere. Insomma, uno scontro non poco pieno di polemiche, di cui credo sicuramente continueremo a parlare. Ma si parla anche dei Giochi del Mediterraneo, e come si potrebbe non parlare dei Giochi del Mediterraneo, visto che ieri c'è stata la presentazione della mascotte, ma non solo, anche dell'evento di apertura e chiusura, un evento teatrale, hanno detto. Il Nuovo Quotidiano ha una fotonotizia a centropagina con Ionios, questo delfino con la fiamma olimpica. Io non so come faranno i poveri Ionios, ce ne saranno 4 in giro per la città, ma con questo caldo, oggi un po' meno, ma con questo caldo come faranno sti poveri Ionios? Non lo so, ci sarà anche per loro un sindacato che li aiuterà, immagino. Comunque il Nuovo Quotidiano titola: i big, la mascotte, la sicurezza, in campo 4.000 atleti, forse anche di più di 4.000 atleti, al via con Albano Mietta, Brancale, vertice al Viminale. Stessa cosa Corriere del Mezzogiorno, che però ha una piccola notizia in basso: Sport e Show, un'edizione da record, un articolo di Cesare Bechis. La Gazzetta del Mezzogiorno, sempre a centropagina, con la vignetta di Pillinini: Giochi del Mediterraneo a Taranto, in arriva oltre 4.000 atleti, ma l'aeroporto per ora resterà chiuso. L'evento Brancale Mietta Albano, ospiti dell'inaugurazione. Intanto all'aeroporto di Grottaglia Pillinini disegna un passeggero ormai diventato scheletro, quello è un ottimista che nel frattempo è di partito, non partito. E poi ancora ne parliamo sempre su tutti i giornali, si parla della situazione meteorologica. Il Corriere del Mezzogiorno ha una fotonotizia a centropagina: Murge in fiamme, fumo sulla statale, tromba d'aria si abbatte su Bari. Ieri una tromba d'aria bruttissima nella zona fiera di Bari. Ne parla anche la Gazzetta del Mezzogiorno: Parco dell'Alta Murgia in preda ai piromani, fiamme tra Altamura e Toritto, tornado dal Gargano al Barese. E anche l'edicola nel sud ne parla: Nuovo Quotidiano del Puglia,
di Puglia anche, ma apre però con un'altra notizia: carburanti, la spirale dei rincari, imprese e famiglie, SOS del governo, nuova impennata al distributore, l'ultimo appello della produzione del Gargano. E poi si parla anche del terminal per le crociere, manca l'ok dell'autority sullo sviluppo del porto tarantino, un investimento importante per un nuovo terminal crociere, rischia ritardi, occorrono infatti i permessi per la costruzione della struttura dall'autorità portuale. E poi ancora Bitetti nel PD, giorno frena, tanti cambi, no, a porte girevoli. Ma io vorrei entrare un attimo nella Gazzetta del Mezzogiorno, alla pagina di Taranto, perché c'è un articolo che riguarda la morte di Bacari Sacco, a firma di Francesco Casula, le ombre sulle donne che inquinarono le prove. Le telecamere di sorveglianza in soldoni hanno ripreso anche l'audio di quella notte, quindi dell'ammissione di uno dei ragazzi che all'arrivo della madre dice dal nulla se ne è uscito, non nega neanche di averlo ucciso lui. Noi adesso ci fermiamo, quando torniamo iniziamo a parlare dei nostri approfondimenti. E stavate ballando a casa col caffè o in macchina, bravi, e noi adesso continuiamo a ballare in realtà, perché sono stati presentati gli eventi del comune collaterali o comunque di accompagnamento ai Giochi del Mediterraneo, 60 eventi, non solo spettacoli ma tanto altro, e per parlarne abbiamo in videocollegamento l'assessore alle attività produttive Francesco Cosa. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E allora 60 eventi, alcuni li conoscevamo già che partiranno questo fine settimana, abbiamo visto il Taranto Swing Festival, ma anche l'Orfeo Summer Festival, che questo fine settimana ci faranno un po' divertire. Ma quanti altri ce ne sono? Beh, dobbiamo dire che quest'estate sarà un'estate ricca di eventi per la città di Taranto, che diventa davvero attrattiva nel panorama della provincia di Taranto, ma anche della regione, per i tanti turisti che vengono a trovarci. Un impegno ovviamente importante, che associato poi agli eventi anche dei Giochi del Mediterraneo davvero rende quest'estate magica. Tra l'altro, iniziamo già da questa domenica, in verità ieri anche con RDS si è aperta la vera festa dei Giochi del Mediterraneo. Sì, c'è stato un festacchione in piazza Maria Immacolata, giusto? In piazza della Vittoria. Sì, piazza della Vittoria. Ieri è stata veramente un tripudio di gente che si è divertita, quindi abbiamo dato il via insieme al Comitato dei Giochi del Mediterraneo. Ovviamente sono eventi che saranno vissuti in tutti i quartieri della città di Taranto, e anche abbiamo puntato sulla destagionalizzazione, perché l'ultimo evento sarà a ottobre, con la festa della Red Bull, che interesserà il quartiere Paolo VI, le Case Bianche. In particolare nelle Case Bianche. Ma si sanno già i nomi? E verranno anche degli artisti. Ci sarà Kid Yugi, che ormai è famosissimo, un famosissimo rapper, molto seguito dai giovani. Sì, l'altra cosa importante è che saranno comunque eventi che interesseranno anche tutte le fasce di età, anche i giovani, gli anziani nei quartieri, quindi davvero una offerta importante. Ovviamente all'atere del cartellone ci sono altri eventi ancora, che per la grande programmazione che stiamo facendo, perché devo dire e ringraziare tutti i funzionari, i dipendenti dell'amministrazione comunale, i dirigenti, perché sono impegnati a 360 gradi nelle attività legate ai giochi. Ci sono eventi come la festa della birra, ad esempio, che è un altro evento che non rientra nel cartellone ma fa parte della rassegna estiva, e sarà una 4 giorni fatta nell'area antistante il parco archeologico, quindi davvero un'estate importante, che poi secondo noi saranno appuntamenti che ormai
nel post Giochi del Mediterraneo ci seguiranno negli anni a venire, perché si vuole proprio, grazie a questo evento, invertire, no? Anche la narrazione della città di Taranto e puntare molto su questa attrattività. E ieri il sindaco, come giustamente aveva detto anche l'assessore, parlava di eventi dopo i Giochi del Mediterraneo che coinvolgeranno tutti i quartieri. È importante coinvolgere tutti i quartieri e diciamo anche un po' tutti i gusti, perché forse uno dei rimproveri che era stato fatto in questi anni alla giunta, alle amministrazioni comunali che si erano susseguite, erano proprio eventi soltanto di nicchia. Invece vediamo che insomma c'è di tutto, da Massimo Ranieri a Kid Yugi, insomma è proprio tanta roba. Sì, dobbiamo sfruttare al massimo questi momenti di socialità, ritengo, e ovviamente quello che mi sento di dire è che l'impegno che stiamo mettendo in campo è molto pesante, perché comunque ci vede impegnati su più fronti, dal rifacimento delle strade alla pulizia della città, a scalare anche le percentuali della raccolta differenziata, cioè è un sistema città che si sta muovendo, e ovviamente il nostro obiettivo è quello di farlo insieme ai cittadini, alle associazioni di categoria, tutti coloro i quali a vario titolo sono impegnati attivamente nella città di Taranto, stampa compresa, che ovviamente è sempre il nostro punto di riferimento, anche critico, perché è giusto che gli amministratori, no, vengano resi edotti delle cose che vanno e delle cose che non vanno, migliorare. Certo. Grazie mille a Francesco Cosa, assessore alle attività produttive del Comune di Taranto, e buona estate. Grazie a voi. Buona estate, buon inizio estate. Grazie, noi adesso ci fermiamo e quando torniamo parliamo di Pulsano. E per la nostra U-Hit questa era Birt più in alto, e allora adesso noi parliamo di un argomento molto molto serio, perché i dati ufficiali dell'INAIL Puglia relativi ai primi, chiedo scusa, mi ricomincio da capo e presto per tutti. I dati ufficiali dell'INAIL Puglia relativi ai primi 5 mesi del 2026 raccontano per la provincia di Taranto un quadro di profonda e esasperata criticità. Il contesto regionale è già segnato in generale da un incremento dei rischi per i lavoratori. Il territorio di Taranto si attesta come la maglia nera della regione per la gravità degli eventi, mettendo a nudo delle vulnerabilità. Insomma, sappiamo quello che è successo nei primi mesi, non solo l'ex Ilva, ma anche insomma abbiamo avuto problemi anche di operai morti nel rifacimento di infrastrutture. Ce ne parla Federica Pompamea nel suo servizio. 7 infortuni mortali e più di 2000 denunce per malattie professionali, e il triste bilancio tracciato da Lorenzo Cipriani, responsabile della prevenzione INAIL Puglia, che mostra un progressivo aumento del fenomeno infortunistico a Taranto nei primi 5 mesi del 2006 rispetto al 2025. Un dato molto preoccupante è la crescita di questi eventi mortali nella provincia di Taranto. Si passa dai 2 registrati nel 2025 ai 7 registrati nei primi 5 mesi del 2026, un dato che corrisponde al numero complessivo di eventi mortali registrati in provincia di Taranto nell'intero 2025. Spesso questi eventi si caratterizzano per l'assenza o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Si tratta di un vero e proprio allarme sicurezza in Puglia. I dati INAIL certificano infatti un peggioramento complessivo degli infortuni sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il territorio regionale infatti sale a 23 decessi rispetto ai 20 del 2025, con 451 denunce in più. Le province più colpite sono Bari e Barletta, Andria e Trani, con i settori delle costruzioni e della logistica in prima linea. L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è una necessità
generale che coinvolge le aziende, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici, perché spesso, come i dati dimostrano, indossare correttamente questi dispositivi significa indossare dei dispositivi salvavita. Per questo non si fermano le campagne di sensibilizzazione per prevenire e tutelare i lavoratori e le lavoratrici. Per Cipriani le buone pratiche sono legate alla consapevolezza del rischio che ancora oggi non è del tutto radicata nella cultura della popolazione. Bisogna accrescere la cultura della sicurezza tra aziende e lavoratori. Accrescere la cultura della sicurezza significa considerare abituale l'utilizzo dei dispositivi di protezione e quindi lavorare in maniera corretta. E allora, insomma, usate i DPI, l'INAIL usa anche questi momenti di aggregazione come il Cinsella Festival per parlarne, e mi sembra una cosa molto interessante. Il Cinsella si terrà tra l'altro in questi giorni, il 26 luglio ci saranno i Blue Vertigo alle Cave di Fantiano e poi ancora tanti altri, anche Nicolò Fabi il 27, e insomma cerchiamo di usare i dispositivi di protezione. Adesso noi ci fermiamo, quando torniamo andiamo veramente a Pulsano. E allora adesso andiamo a Pulsano, dove il consigliere regionale Cosimo Borraccino ha chiesto un'audizione urgente alla Commissione Ambiente della Regione Puglia. L'obiettivo è avviare un confronto immediato tra Regione Puglia, ARPA, Comune di Pulsano e associazioni per individuare l'origine dei fumi di aria irrespirabile che stanno colpendo i cittadini di Pulsano. Borraccino ha lanciato anche un appello all'unità politica locale, salute pubblica, non polemiche, serve un'azione comune. Insomma, in questi giorni sono stati denunciati dai cittadini aria pesante ed effluvi molesti, sono stati definiti durante le ore serali e notturne. A Pulsano la situazione è diventata insostenibile e le numerose segnalazioni dei residenti parlano di puzza di plastica bruciata, un fenomeno che fa temere rischi per ambiente e salute. Insomma, è sempre più frequente, ha fatto scattare l'allarme fra i residenti che sono stati spinti a denunciare una condizione che limita la libertà quotidiana e solleva pesanti interrogativi sulla qualità dell'aria e la salute pubblica. Non è ben chiaro, non è stato ben definito ancora da dove vengano questa puzza. I cittadini parlano di esalazioni che sembrerebbero riconducibili alla combustione incontrollato di materiali plastici o similari. Noi dovremmo avere il consigliere Borraccino, possiamo provare a chiamarlo? No, niente consigliere Borraccino. Adesso si è collegato, eccolo. Buongiorno consigliere. Buongiorno. Allora, non è ben chiaro da dove arrivino questi odori di plastica bruciata, questo problema a Pulsano, nel comune di Pulsano. Diciamo da qualche tempo la sera assistiamo i cittadini di Pulsano sono costretti a convivere con queste esalazioni, con questi effluvi, insomma con questa puzza persistente che somiglia all'incendio di materiale plastico, ma non si ha certezza di questo e non si comprende da dove venga. E quindi per questo motivo, dopo l'iniziativa anche spontanea di cittadini che si sono rivolti anche come prima istanza all'amministrazione comunale di Pulsano, ho ritenuto giusto, sollecitato da tante persone, a chiedere un'audizione in Commissione Ambiente della Regione Puglia con il direttore di ARPA, l'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, la presenza anche del sindaco di Pulsano e anche delle associazioni e dei movimenti dei cittadini che hanno chiesto un intervento.
oggi stesso chiamerò la Presidente della Commissione, la collega Loredana Capone, per calendarizzare quanto prima, fermo restando che abbiamo ancora una settimana abbondante di attività istituzionale, perché poi ad agosto si interrompe tutto, quindi o riusciremo ad inquadrarla e ad inserirla la settimana prossima nelle attività della Commissione Ambiente, della quale faccio anche parte, oppure sicuramente nei primi giorni di settembre affronteremo con dovizia di particolari questo tema, che diventa pericoloso, anche perché Bolzano già abbiamo sventato negli anni scorsi, nel 2019, nel 2020, l'apertura di una specie di discarica, chiamiamola così, ecco, e quindi è ancora viva e c'è preoccupazione da parte della popolazione pulsanese su questo tema, e quindi c'è la voglia di essere vigili, e quindi non potevo non essere vicino ai cittadini, ma nei giorni scorsi ai partiti politici, all'amministrazione comunale, un po' tutti, tant'è vero che ho richiamato anche i soggetti in causa ad una collaborazione, ad evitare, nei giorni scorsi il sindaco aveva già fatto delle ronde notturne per cercare di capire la situazione. Lei ha richiamato l'unità istituzionale, da questo punto ha detto lavoriamo tutti insieme. È difficile in questo periodo non fare polemiche soltanto e cercare soluzioni, sembra diventato... Le polemiche penso che servano soltanto a qualche soggetto per avere protagonismo, sui giornali, o per accaparrarsi la simpatia delle persone. Penso che su battaglie come queste dobbiamo essere tutti uniti per arrivare ad una soluzione che tutti quanti speriamo. Poi le divisioni e la logica politica la mettiamo in campo su altri temi, ma su queste cose, a mio parere, bisogna essere uniti, un po' come facemmo all'indomani del tremendo incendio del bosco di Lido Silvana, certo. Quando fui il primo a sollecitare anche le forze di opposizione ad essere a fianco al sindaco, ad essere uniti. Poi chi conosce la vicenda politica sa molto bene che il sindaco di Bolzano appartiene ad un'altra coalizione, non a quella del centro-sinistra al quale appartengo io, ma su temi importanti, soprattutto della salute pubblica dei cittadini, penso che dobbiamo avere la capacità, e se ci impegniamo ci riusciamo, di collaborare, a mettere da parte la divisione e ad essere uniti, a lavorare insieme. Grazie al consigliere regionale Cosimo Borraccino, ci tenga informati. Grazie a voi, certamente, buona giornata, grazie. E noi saluto a tutti i telespettatori. E noi adesso ci fermiamo, quando torniamo continuiamo a parlare di giochi del Mediterraneo. Rilassiamoci tutti perché sembra arrivata la tramontana, però vi devo dare conto di una notizia prima di ritornare ai nostri approfondimenti, perché c'è stata molta preoccupazione per un disperso a mare a bordo di una imbarcazione nella zona antistante il porto di Taranto. L'uomo, un pescatore subacqueo di 50 anni, è stato ritrovato dai militari della Guardia Costiera in discrete condizioni di salute. L'allarme era stato lanciato da un amico con il quale era uscito in una battuta di pesca sportiva. Non vedendolo riemergere dopo 3 ore, ha chiamato i soccorsi. Insomma, è andata bene, meno male. E noi adesso parliamo di argomenti più leggeri, torniamo a parlare dei giochi del Mediterraneo e lo facciamo con il giornalista Pierpaolo D'Auria. Buongiorno Pierpaolo. Buongiorno a voi, ciao Valentina. Buongiorno, allora ieri sono stati presentati gli eventi 60 del comune, in cui c'è un po' di tutto, da eventi già presenti nel cartellone che conoscevamo già, come il Taranto Swim Festival, l'Orfeo Festival e tanti altri, l'Orfeo Summer Festival, chiedo scusa, e poi ce ne sono altri, ma soprattutto si è parlato della cerimonia inaugurale, della cerimonia di chiusura. Che cosa ti è parso di questa cerimonia teatrale che racconta Taranto dalle anfore della Magna Grecia fino a Serena Brancale, direi io? Vista la storia particolare della città di Taranto, non poteva non essere questo l'argomento principe della cerimonia di inaugurazione. C'è molta curiosità per vedere appunto come è stato concepito il tutto, anche perché da quello che è parso di capire durante la conferenza stampa non sarà la classica cerimonia
messa in scena soltanto da associazioni coreografiche, eccetera. Cioè, gli stessi artisti tipo Albano, Serena Brancale, la stessa Mietta, ma anche gli atleti saranno proprio coinvolti durante la cerimonia. Infatti è stato detto che dopo la sfilata gli atleti praticamente sosterranno sul terreno di gioco dello Jacobone e diventeranno anche loro, diciamo, coprotagonisti di questa cerimonia. Quindi, diciamo, c'è molta attesa e molta curiosità. Del resto l'attesa è anche data dal fatto che nel giro di pochissime ore, 72 ore circa, nel momento in cui è stata aperta la vendita, no, dei biglietti per partecipare alla cerimonia di apertura, sono andati immediatamente sold out. Eppure io ieri leggevo tantissime polemiche di persone che non erano proprio contentissime di vedere Albano, Mietta o Serena Brancale, perché probabilmente sono artisti molto raggiungibili e quindi sono rimasti un po' delusi. Però è stato anche detto che non saranno nella loro veste normale, quindi saranno... Sì, appunto. E è stato detto di una interpretazione ita, perché che abbiamo perso fare anche loro al canore, evidentemente faranno. Pronto? Sì, ti sentiamo. Adesso? Sì, benissimo. No, ti abbiamo perso di Ecco, stavo dicendo, al di là delle personali performance Canore, sì? Ti stiamo sentendo? Allora. Sì, ti sento. Ecco, dicevo, al di là delle loro performance Canù personali, saranno proprio inglobati in tutta la cerimonia, quindi e poi tanto non è stato non ancora ci sarà soltanto svelato l'esibizione. Sì, io immagino che qualche sorpresa è stata riservata, no? Di solito non si dice tutto. Mentre la cerimonia finale vedrà tutti questi musicisti provenienti da tutto il Mediterraneo. Questa cosa mi sembra molto interessante, invece. Molto interessante, molto inclusiva. Anche perché gli strumenti della musica mediterranea sono particolari, non sono solo quelli che conosciamo noi, quindi questa cosa la trovo molto affascinante. Sì, diciamo che sono state, almeno sulla carta, ben studiate le due cerimonie. Adesso appunto non c'è che attendere, soprattutto la cerimonia di apertura, che è quella che forse è più coinvolgente, perché quella di chiusura lascia un po', no? Di solito un po' più non mesta, è così tra virgolette, perché appunto va a chiudere un periodo che ci auguriamo sia molto interessante, sia dal punto di vista proprio sportivo, insomma 4.000 atleti che si cimenteranno nelle varie discipline sportive. Tra l'altro dicevano ieri in conferenza stampa che saranno 33 le discipline sportive, con un numero nettamente superiore rispetto alle altre edizioni. Sì, si supereranno i 4.000 atleti. Bene, Pierpaolo, noi siamo arrivati. 4.000 atleti. Noi siamo arrivati alla fine, quindi ti devo salutare e ti ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon lavoro Valentina, un saluto ai radioascoltatori. Grazie Pierpaolo. E noi adesso ci fermiamo, ma prima vi ricordo che se avete segnalazioni potete inviarci una mail a segnalazioni@cittadellatv.it oppure un messaggio su WhatsApp al 339 680 6868. Grazie Piero Caffio e buona giornata e ciao.